Ma chi lo doveva dire? Cioè, l'attore, io faccio l'attore, no? Per la prima volta mi cimento come scrittore grazie all'amico Francesco Billeci. Ma che succede? Andiamo a vincere un premio speciale del concorso internazionale Il Convivio 2013. Cioè io non ci credo, lei Billeci ci crede, cioè la verità, possiamo confermare tutto questo? È arrivato qualcosa di ufficiale? Sì, certo, è arrivata la lettera naturalmente. Dario, anche tu sei scrittore, quindi io non avrei mai immaginato sinceramente di pubblicare una commedia teatrale comica. Comica, questo no, lo sottolineiamo perché lui scrive cose tristi, non comiche. Cose tristi, e quindi però alla fine l'aveva fatto morire il personaggio principale. Ecco, allora raccontiamo questa chicca. Lui aveva iniziato a scrivere questa commedia comica, alla fine poi ha fatto un bel finale facendo morire anche il protagonista della commedia. Poi grazie al mio intervento insomma è resuscitato il protagonista e alla fine tutti felici e contenti continuano la loro vita. Il libro si chiama Ogni gruppo, no, com'è? Ogni gruppo vene o pettene, quindi già dal titolo potete capire un po' la trama che noi non possiamo svelare perché questa è una commedia che porteremo in scena al più presto, quindi poi vi inviteremo a venire a vedere la commedia e possibilmente magari a comprare il libro dopo, ma non comprare il libro perché abbiamo bisogno di soldi, assolutamente, ma per recuperare almeno le spese. Io volevo citare che all'interno del libro è presente un'introduzione di Francesco Davì, una prefazione di un poeta marsalese, Totò Mirabile, e una presentazione di Giuseppe Manitta della stessa Accademia Internazionale. Il libro già si trova in vendita. Consigliamo di non comprarlo. No, non compratelo. Non compratelo questo libro, anche se si trova nelle librerie. Non lo dovete acquistare, non acquistate. No, non acquistate questo libro per favore, prima perché costa un sacco di soldi. Quanto 10 euro solo. 10, quindi con questa crisi non conviene acquistare il libro. Facciamo le fotocopie. Ecco, facciamo le fotocopie e ve le regaliamo. Allora, il libro è stato intanto sponsorizzato dall'associazione Biglia Verde e dall'associazione Mille e una Nota. Hanno partecipato anche alcune persone che poi saranno interpreti anche di questa commedia come Salvo Vella, Maddalena Liparotto, Ronais Gembri, chi c'è pure? C'è Gisella Tola, Lia Corrao, Alfredo Inghilleri, mio compare, Cristina Milone, la grandissima cantante che ha vinto pure un premio internazionale al Convivio per quanto riguarda la musica e la canzone. Chi sono questi qua? Ah, sempre noi siamo, Dario Vega e Francesco Billeci, siamo sempre qua. Quindi cosa dobbiamo dire? Siamo contenti, siamo contenti perché abbiamo vinto questo premio, per me inaspettato, per lui no, perché lui è abituato a vincere, qualsiasi cosa lui scrive, un vince. sacco di targhe, ora avesse a vincere qualcosa di più di una targa, giusto? Sì, no, magari una Lambretta o un Lapino, una macchina proprio no. Dopo tutte queste targhe. Per me è la prima esperienza, io mi ritengo sempre un attore, anche se so recitare per quello che sono, non sono molto bravo, qualcuno si dice che non sono molto bravo e mi contento di essere attore. Sarà sicuramente un'esperienza. Ritireremo il premio il 27. Sarà un'esperienza che qui è iniziata e qui finirà. Chi se la prende la coppa? Allora, ci daranno una coppa, abbiamo deciso di dividerla questa coppa. Io prendo il sopra, lui prenderà il sotto, metà ciascuno e siamo tutti felici e contenti. Quindi abbiamo vinto il premio speciale per quanto riguarda il convivio, per quanto riguarda il libro Ogni gruppo vene o pettene. Sezione teatrale. Grazie.